sigla leggermente iconiche. Ben, il comandone veneziano. Allora, siamo su F1 2020, ma completamente moddato. Sono riuscito a prelevare le stagioni 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. La 2008 su F1 2013 e la 2009 di nuovo su F1 2020. Quindi andiamo dalla stagione 98 alla stagione 2009. Tutte le stagioni appunto con una grafica ovviamente bella, moderna e tutto quanto. Quindi non è GP4 ma è appunto F1 20 moddato. Così. Quindi adesso provo a fare la prima gara del mondiale 98. Chiaramente non sono c'è il calendario ufficiale, però ho cercato di ricrearlo io con 16 tappe e basta. Insomma, siamo con la Stewart, primo anno con la Stewart. Se la serie può piacere, portiamo tutte le stagioni, così per vedere una cosa diversa appunto da GP4 e basta. Insomma, hanno cambiato un po' tutto, fisica, quindi sono delle mod veramente incredibili, non gratuite ovviamente, e basta. Insomma, andiamo. Prima tappa Australia, Columbia Barrichello. Livello di difficoltà non semplice, infatti se partiamo se non erro, dalla 14ª piazza, o 16ª se non ricordo, perché le qualifiche me le sono sparate ieri, e se vediamo troppo difficile ovviamente abbassiamo un po'. Vai raga, si parte, Gran Premio d'Australia, guardate che grafica ragazzi, con gli sponsor anche dell'epoca. Prima curva, attenzione, incidente dietro, mamma mia che incidente. Safety car subito, safety car, incredibile. Siamo 16esimo, ho perso una posizione anche con Tuero. Chiaramente i ritirati non sono Lando Norris, purtroppo non cambiano i nomi. Safety car su dopo un giro, mod incredibile, incidente alla prima curva, sono colpito anch'io, per fortuna senza conseguenze devastanti. Siamo pronti a riprendere la lotta, ovviamente non è prevista pioggia per la gara odierna, ha ritirato Salo ed Inizio, le due Arrows si sono scontrate e sono finite KO. Livello, speriamo bene il livello perché non sarà semplice. Chiaramente non pretendo di fare i punti alla prima gara. Piano piano. Siamo pronti a riprendere la lotta. Mamma mia, come che scodata. Claire. E adesso inizia la vera lotta. Non è prevista pioggia qui a Melbourne. E andiamo qui a Melbourne. Abbiamo le G davanti, abbiamo le gomme Bridgestone, le Goodyear invece per il buon Jean. Adesso vediamo se c'è passo per riprendere un qualche posizione. Una grassa. Mamma mia. Macchina iper scorbutica ragazzi. Ovviamente il sistema di punteggio non è aggiornato all'epoca, quindi è un sistema di punteggio degli anni 2020. Queste mod sono fatte veramente da Dio ragazzi. Peccato per i tracciati. In realtà possiamo installare qualche tracciato, ma è un casino, mi si bugga come sempre la stagione, quindi ho preferito evitare. Tanto quelle più importanti ci sono. Cerchiamo sempre di tenere, tipo nella stagione 98 sono 16, teniamo 16, stagione 2006 sono 18, ne facciamo 18. Questa è l'unica cosa certa. Ci sarà qualche gara ovviamente non prevista nel 98, ma fotte sega. Fastest di Hakkinen. Non riesco a prendere le sì però.
fatica a guidare, ragazzi, cioè, la macchina è veramente difficilissima da guidare. Bellissimo che il volante con solo riprodotte le macchine, comunque è qualcosa di sublime, come si suol dire. Devo prendere un po' il ritmo. Sarà una gara dura, una gara tosta, una gara per cuori importanti. Mamma mia. Stiamo proprio sfruttando al massimo la macchina. Stare molto attenti anche alla benzina. C'è un bel trenino qua. Sì. Visto che Melbourne è una gara anche favorevole, vedo che comunque il passo gara è durissimo. Posso limare ancora qualcosa con la difficoltà. Vedi qui gli sponsor ufficiali dell'epoca. Adesso vediamo. Stiamo calmi. Siamo tornati più vicino, dobbiamo prendere un po' il ritmo ovviamente. Stiamo ciucciando tanta benza però, Guarda che davanti c'è bordello davanti. Questa curva non la prendo mai bene, porca. Yellow flag, yellow flag. Ma dietro di noi credo. Guarda che lotta qua. Stare attenti anche agli incidenti. Che lotta. Wurz ha preso una posizione sicura, Wurz. Siamo in lotta con Jean. Mamma mia, siamo vicinissimo, non riusciamo a superare, siamo già a 1,33 di benzina, stiamo calando tantissimo di benza. Comunque yellow flag veloce. Alesi e Nakano, possiamo ciucciare sia Alesi che Nakano, chissà. Uno magari sì, almeno Alesi sì, yes. Grazie amore, tutto in inglese ovviamente perché la patch funziona solo in English. Abbiamo Shinji Nakano. Le dura, vuole prendere la scia Jean. Vedete qua non c'è la mescola dura, c'è una mescola, sì, morbida, media. È bagnato, asciutto, punto. Possiamo prendere anche Nakano. Mamma mia. Prendiamo la scia di Nakano. Molto bene. 13ª piazza, vediamo se riusciamo almeno a scappare via da questi. Siamo veramente a tutta quella benzina. E dopo sicuramente dobbiamo un po' abbassare il ritmo. Abbiamo Alexander Wurz davanti. Per capire anche le soste degli altri, capire insomma sì, come funziona la strategia.
Le gomme stanno benissimo ovviamente, però. Dai raga, attenzione, non rischiamo. Le dura. Molto vicini. Mamma mia che rischio. Però Wurz è la portata. Grandissimo Barrichello. Brilliant. Nice move. Che la benzina è poca poca. Ci stiamo tirando a tutta. La zona punti non è impossibile, raga. Zona punti non impossibile, però siamo a regime però di benzina importante. Questo conta molto, ancora Fast Schiacchine che sta letteralmente volando. Qualcuno va ai box. Quindi possiamo anche aspettare, tanto Magnus nei box, la sosta obbligatoria, ma possiamo farla anche in un momento migliore, diciamo. Non so, teoricamente. Piccolo bug qua. Okay, you're in the top 10. Siamo noni. Occhio. Abbiamo Herbert davanti, il piccolo Johnny. Our gap to the car in front is 1.6 seconds. Aiuto. Siamo a caccia di Johnny Herbert. 12° giro. Yellow flag. Okay, clear. C'è qualcosa dietro, probabilmente non è soltanto stare dietro la mappa. Si è ritirato Demon Hill, noi siamo sesti con la girandola dei pit stop. Adesso sto cercando ovviamente un po' di lift and cost per il discorso benzina, che non siamo messi in tutte le frenze, sta volando però Posso fare anche la sosta perché è chiaro che hanno tutti la gomma perfetta, non tutti ma quasi. Il primo segno e si tira anche Demon Hill su Jordan. Guarda il 20° lap dei boss. Sinistra, ecco, comincia la previsione, la sosta. Adesso non riesco a guardare. 12°, di fuori dalla point zone. Faccio fatica adesso però, vado adesso, box. Adesso non è neanche più la benzina. Okay, clear. Box.
Quasi mi carico un po' di più di benzina all'inizio. Box. Boh. C'è questo bug grafico. Veloci. Release. Siamo decimi. Siamo lì. Up to speed now. Let's get some heat into those tires. Non ci credo, siamo contro il nostro compagno. Vediamo le bandiere, secondo me con i danni aumentati mettono le bandiere verdi appena c'è un piccolo detrito in pista, ci sta. Sono fuori dalla zona punti, porca miseria. No, lo possiamo ciucciare Magnussen. 0,7 nonostante la miscela standard, che do baroni. 10 gira il termine ormai. Sono abbastanza vicine Kevin, dai. Lì con la benza. La zona point è possibilissima, salvo cagate mie ovviamente. Qualcosa possiamo limarla per lottare per le zone un po' più nobili, comunque dobbiamo divertirci. Mi sto divertendo tanto, però comunque è tosto, vedo che le McLaren, le Ferrari, le Williams pompano veramente a sbrega. La zona punti è là. Ma che veramente siamo a 0,2 di benzina. Devo fare comunque lift and coast. Non sarà semplice il sorpasso. So probabilmente la miscela massima. Superare Kevin. Adesso andiamo sotto sicuro ovviamente. Eccola qua. Very good. Però siamo sotto, in questo momento siamo a rischio. Fare il lift and coast, miscela povera. Guardate tanto, sotto piccolo, secondo me sono toccati dietro, moltissimo, da 1,4. Insomma, su un giro così devo prendere benzina, fioi, assolutamente.
Ormai però le posizioni davanti sono andate, salvo ritiri. Le posizioni nobili sono andate. Vediamo c'è la standard. Ciolaps alla fine. Stiamo tenendo con l'Envy con le dentro decima piazza. 3 ritiri, le 2 Harrows e la Jordan di Demon Hill. Sale Davids di Demon Hill. Proprio sta tenendo anche la benzina sotto, perché siamo veramente messi maluccio, Ho tirato tanto all'inizio. C'è anche Magno, se il mio compagno di squadra in lotta. No, per guardare di là a Mignottone. Da Herbert in poi sono scappati via purtroppo. Però meritiamo per l'impegno il punticino irridato. Mamma mia, Alesi. Ultimo giro, devo provare a fare l'ultima parte con la Michelle Obesotta. Mamma mia come pompa Jean. Mamma mia che rischi. Dai. Michelle ricca adesso. Andiamo di ricca. Provo a portare a casa il punticino. Mamma mia. Dai che andiamo. No così però. Rischio, attenzione, l'ultimo. Sì. Il punticino è arrivato. Che sofferenza però, signori. Barrichello, pilota del giorno, gol. Bravi raga. Vabbè, qua. Festeggia. Michele Hakkinen. Coulthard, doppietta McLaren vola. Schumi, terzo. Champagne. Andiamo a vedere la classifica. Hakkinen fastest lap, Coulthard, Irvine, cazzo, Schumacher quarto, Villeneuve, Fisichella, Frentzen, Ralf Schumacher, John Herbert, Rubens Barrichello, via. Andiamo a vedere come fa il mio migliore. 1.35 contro 1.30. Ok, che il realismo ovviamente della McLaren era fortissimo, però devo limare qualcosa. Va bene, raga, saluto il come donne veneziano, se piace, porto le stagioni. Ciao!